12 grandi progetti di bonifica e investimenti industriali a Porto Marghera sono stati approvati dal Ministero dell'Ambiente, tra questi la produzione di un nuovo biocarburante da parte dell'oleificio Medio Piave e la raffineria di Eni. Si tratta di un blocco importante di progetti che consente di dire che da qui alla fine dell'anno ci sono le condizioni per definire complessivamente la vicenda Marghera, almeno dal punto di vista delle bonifiche. I 12 progetti si aggiungono alla quindicina già approvata nei mesi scorsi, in seguito alla firma dell'accordo sulla semplificazione tra l'ex ministro Corrado Clini e il governatore Luca Zaia. Per oggi noi abbiamo una disponibilità di aziende che cubano circa 2 miliardi di euro, il che significa 2 miliardi di euro che danno poi vita a occupazione in un Veneto nel quale 170.000 persone veneti in questo momento non hanno lavoro. Nonostante il ritardo dovuto all'abolizione degli uffici preposti alle autorizzazioni contenuta nella spending review del governo Monti e al loro successivo ripristino da parte dell'attuale esecutivo, il ministro Orlando è convinto che tutti gli accordi saranno definiti entro fine anno per partire con le bonifiche nei primi mesi del 2014. Semplificazione non significa però riduzione dell'attenzione ai temi ambientali, si tratta soltanto di fare i controlli e le verifiche previste dalla legge in tempi più snelli. La famosa chimica verde di cui si è parlato per anni chiosa il governatore Zaia è finalmente diventata realtà in progetti avanzatissimi come quello dell'oleificio Medio Piave. Se volessimo ragionare guardando molto in là nel tempo, la prospettiva è quella di pensare che Marghera sarà il sito meno inquinato magari fra 20-30 anni, proprio in virtù di queste scelte che si stanno facendo. Quindi insediamenti puliti, manifattura sostenibile e soprattutto che approfitta di questa area che ormai è servita dai servizi e dalle infrastrutture in maniera unica.